Cari amici, ben ritrovati, buone feste, buon Natale ancora. Oggi 30 dicembre siamo a Colle Umberto, la via dei Presepi vi riporta in questo bellissimo piccolo presepe. Con noi Roberto Furlana, uno dei componenti del gruppo degli amici dei Presepi di Colle Umberto. Ben ritrovato Roberto, ancora auguri, buon Natale. Grazie a voi. È un piacere essere qui e i telespettatori aspettano che tu gli racconti quello che c'è dietro di noi. Quello che c'è quest'anno. Beh, intanto grazie anche a voi che siete ritornati, vuol dire che avete apprezzato il lavoro che abbiamo fatto gli anni passati e comunque per noi è importante mantenere la tradizione del presepio e soprattutto rispettare anche le caratteristiche principali del presepio, che deve essere soprattutto una rappresentazione sacra. Una rappresentazione sacra perché non ci dimentichiamo che il Natale nasce dalla nascita di Gesù, quindi manteniamo questa tradizione. Per esempio che abbiamo proposto quest'anno è una grande piazza dove ci sono i vari personaggi e dove ai margini, come biblicamente descritto, nasce il Salvatore. Infatti si trova ai margini della piazza stessa. E nonostante questo comunque è una presenza che ravviva la vita delle persone, dei personaggi e soprattutto abbiamo pensato a questa grande fontana al centro della piazza che è un luogo biblico di ritrovo dove si sono svolti diversi incontri importanti sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. E anche quest'anno abbiamo cercato di realizzare un presepio che susciti emozioni, perché il Natale è anche emozione, ricordarci anche un po' di quando eravamo piccoli. Il presepio era sempre una gioia vederlo, una sorpresa, soprattutto nei bambini. E diciamo che questo l'abbiamo già anche riscontrato nella frequenza delle varie famiglie che si sono susseguite a visitare il presepe. C'è stato un bel afflusso fino ad oggi, soprattutto nel periodo natalizio e post-natalizio, e speriamo che continui. Siamo in 7 che abbiamo lavorato a questo presepio. Quest'anno abbiamo avuto una nuova entrata molto significativa, piena di gusto, anche di manualità che ci ha aiutato parecchio. Ricordiamo anche Alberto che purtroppo quest'anno per motivi di lavoro non c'è, che però ci supporta anche se è da lontano. E anche nel periodo natalizio è stato qui a darvi una mano. Siamo a Colle Umberto, nella chiesa parrocchiale San Tommaso di Colle Umberto, proprio in cima, vicino al municipio. Il presepio è stato aperto l'8 di dicembre con orari domenicali dalle 9 alle 17:30, viene chiuso momentaneamente durante le Sante Messe, mentre per gli orari prefestivi e feriali rimane comunque aperto dalle 9 alle 17:30. Roberto, noi ti ringraziamo, ti diamo di nuovo gli auguri, ci uniamo a te e a tutti i tuoi collaboratori per fare gli auguri di un buon 2025. Un buon 2025 che comunque è un anno importante, anno giubilare, e quindi che sia veramente un cammino di prosperità, di felicità, di pace soprattutto. Di
pace e tranquillità è un augurio che vi faccio anch'io. Noi vi aspettiamo qui a Colle Umberto con questo bellissimo presepe e ci vediamo per la prossima puntata il 31 dicembre. Quindi tanti auguri a tutti voi, buone feste e buon 2025. Grazie E un caro saluto a voi e a tutti. E porta anche gli auguri a tutti i tuoi collaboratori. Grazie.